Il Ministero della Salute ha attivato diverse iniziative per rendere omogeneo le progettualità regionali attraverso linee guida, ad esempio sui centri di prenotazione o sulla dematerializzazione della documentazione in diagnostica per immagini o attraverso specifiche normative che danno i principi normativi ai quali le regioni poi devono attenersi, ad esempio la norma sul fascicolo sanitario elettronico da poco pubblicata con la legge sull'agenda digitale. Essenzialmente il miglioramento del servizio al cittadino, quindi migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Unione Europea che nell'ambito dell'e-health ha numerose iniziative direttive, ad esempio quella sulla mobilità transfrontaliera, che prevede espressamente l'utilizzo di strumenti di e-health per garantire l'assistenza sanitaria non solo nel territorio nazionale ma anche nei paesi europei. Arsenal è, diciamo, il braccio operativo della regione, delle ASL, delle aziende sanitarie venete, e in questo senso diciamo, è il realizzatore, l'implementatore delle linee guida, delle direttive che il Ministero emana attraverso la collaborazione stretta con le regioni italiane.